Termina 3-3 il recupero della 26esima giornata del girone B campionato Under 16 Elite, giocata il giorno prima dei playoff tra Polisportiva Carso e Pomezia. 3-3, pirotecnico. Vantaggio da parte dei Pontini, cross che arriva dalla destra dell'area di rigore, lungo batti e ribatti in area lì, Fanti che con il destro non può sbagliare. 1-0 per la formazione di Cosimi dopo 2 minuti di gioco. Polisportiva che scende in campo con alcuni 2009, tra i quali Iazzetta, splendido protagonista degli ultimi playoff Under 15 Elite, a segno anche domenica nella sconfitta 3-1 con il Savio. Polisportiva che va sul 2-0 al sesto, gol con il sinistro da parte di Francesco Famà. Inizio pirotecnico come detto, e allora all'8° minuto con un'autorete il Pomezia ritorna subito in partita. Polisportiva Carso 2, Pomezia 1, con il gol subito al 12° da parte di Lucidi sugli sviluppi di un calcio di punizione tra Polisportiva Carso e Pomezia. È 2-2 dopo soli 12 minuti di gioco. Le ultime 2 occasioni del primo tempo sono una da una parte, una dall'altra. La prima è per Iazzetta che semina il panico in area di rigore, poi con il destro conclude tra le braccia del portiere ospite. La successiva è del Pomezia sugli sviluppi di un corner, proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il 3-2 in favore della formazione rosso-blu di Alessandro Del Grosso, con la rete da parte di Taraburelli in area piccola. Con il destro riesce a concludere a rete. La Polisportiva Carso reagisce e crea 2 nitide occasioni da gol con Colizzi, con il folletto, con il mancino, prova la conclusione murata dall'estremo difensore ospite in corner. Altra occasione ancora per Colizzi a seguito di questa lunga azione offensiva, sfera che torna ancora sul numero 20 che prova la conclusione deviata in corner. Pareggio della Polisportiva Carso che arriva invece al minuto numero 38 del secondo tempo. Splendida la realizzazione in pallonetto di destro da parte di Gusta, che così chiude il match sul 3-3. Come 3 sono i minuti di recupero, poi triplice fischio finale.